Intanto la nostra economia è importante, per cui ecco, anche qui niente allarmismi. Fronte vendemmiatori dall'estero. Dopo i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai viticoltori, il direttore generale dell'ULSS 2 chiede a tutti di abbassare i toni. Certo, il tema contagi è più che mai evidente, ma è altrettanto importante sostenere la punta di diamante dell'agricoltura trevigiana e veneta, ovvero la produzione del superiore sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Noi abbiamo necessità di raccogliere questo prodotto, considerando che ci servono migliaia e migliaia di persone per raccogliere gli oltre 8.000 ettari. Quanta presenza estera ha tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene? Ma fondamentalmente la presenza estera è di circa un 60% della manodopera. Arrivi importanti in gran parte dai Balcani e dall'Est Europa, aree costantemente controllate come fonti di possibili contagi. Ecco quindi il piano dell'USL. Cosa deve fare il datore di lavoro? Allora, insegnare il servizio di igiene pubblica, poi noi ci mettiamo d'accordo, il datore di lavoro deve riunire ovviamente un posto e poi il nostro operatore andrà a fare i tamponi a queste persone. Li terranno ovviamente un attimo isolati rispetto al resto del gruppo, appena avremo l'esito del tampone poi potranno tranquillamente lavorare con la mascherina. L'esito è in pochissimo tempo perché il tampone è rapido. Tampone rapido in pochi minuti, diciamo, non vogliamo esagerare, ma in una ventina di minuti noi abbiamo l'esito.